Consegnati i premi Telamone a personalità che si sono distinte nel corso del 2022, l'iniziativa a cura del CEPASA di Agrigento. Presentati i risultati della stanza rosa, il presepe di Vanadia si potrà visitare presso il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Al via oggi i lavori di urbanizzazione di Contrata Giuccafa a Porto Empedocle. Assemblea annuale della Confesercenti di Agrigento, evidenziate le problematiche della categoria. Presentato alla Fondazione del Teatro Pirandello il Teatro per le Scuole Agrigentine. L'Akragas perde in trasferta a Enna, il Pro Favara vince a Gela, partita della non violenza colorata di arancione per il calcio a 5 femminile su iniziativa del Sor Optimis di Agrigento. E benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'iniziativa che si è svolta sabato scorso presso la Sala Zeus del Museo di Agrigento, la 45esima edizione della cerimonia di consegna dei premi Telamone 2022 a cura del CEPASA di Agrigento. Le interviste. Si è svolta sabato nella Sala Zeus del Museo di Agrigento la 45esima edizione della cerimonia di consegna del premio Telamone 2022, un riconoscimento per i tanti siciliani impegnati nel campo sociale, imprenditoriale, sportivo, accademico, industriale, culturale e istituzionale che attraverso la propria azione hanno contribuito e contribuiscono a dare una visione positiva e talentuosa della nostra Sicilia. Il premio è la rappresentazione dell'orgoglio dell'essere siciliani e di consegnare alla collettività i frutti dell'intelligenza, del proprio lavoro e del continuo impegno a dimostrazione di un territorio sano e laborioso. Gli insigni di quest'anno sono i professori Paolo Scollo e Pierfrancesco Verò, i primi che in Italia hanno effettuato un trapianto dell'utero, il giornalista e critico letterario Diego Romeo, direttore responsabile di Grandangolo, Giuseppe Amato, campione del mondo 2022 dell'arte pasticcera, Agata Bazzi, scrittrice, Valenti Salvatore, scienziato innovatore, Samuela Scelfo, imprenditrice, presidente della SAES Autotrasporti, professor Guido Carlino, presidente nazionale della Corte dei Conti, dottor Marcello Viola, magistrato, procuratore capo della Repubblica di Milano, Giulio Rosca, artista, Marco Savatteri, regista, professor Pasquale Seddio, docente universitario e presidente della Fondazione Caldinal Ferrari di Milano, Clio Alessi, campionessa di scacchi e Maricetta Lombardo, tecnica del suono. Il premio Telamone è un premio della cittadinanza e di tutta la città di Agrigento e del territorio siciliano, perché abbiamo tante eccellenze, tanti professionisti, tante persone che investono quotidianamente nel proprio lavoro, in un'affermazione che non è soltanto personale, ma che ha delle concrete ricadute sul territorio, in termini culturali, in termini sociali. E a queste persone noi dobbiamo in qualche modo qualcosa, dobbiamo il nostro personale riconoscimento, perché la loro opera serve appunto per creare una rete di positività per tutta la Sicilia, che deve essere un esempio virtuoso e non invece un esempio negativo, ma deve essere proprio la regione culturale da traino per il Paese. E a queste eccellenze, queste persone, personalità, va tutto il nostro riconoscimento pubblico. Quest'anno ci sono nomi particolarmente, importanti, qualcuno così in particolare, insomma. Siamo stati onorati di avere il Presidente della Corte dei Conti, il Professor Carlino, abbiamo il Procuratore Capo di Milano, il Dottor Marcello Viola, abbiamo la scrittrice Agata Bazzi, abbiamo il miglior pasticcere del mondo per l'anno 2021 dopo una competizione internazionale spietata, Giuseppe Amato, e ancora abbiamo Marco Savatteri, fondatore della Casa del Musical, lo scienziato innovatore già premiato con il Leone di Venezia, Salvatore Valenti, e continuo ancora con l'artista pluripremiato Giulio Rosca, e dimenticherò sicuramente qualcuno, Maricetta Lombardo,
che ha vinto il David di Donatello per miglior tecnica del suono, e ancora abbiamo peraltro una personalità a cui sono profondamente anche lì grata, Samuela Scelfo, amministratrice delegata di SES Trasporti. Abbiamo veramente personalità che hanno fatto dell'integrità personale e dell'alta professionalità il loro valore e la strada, anche l'esempio per le future generazioni. 45esima edizione del premio Telamone, un premio importante dato a tantissime eccellenze della cultura agrigentina e nazionale e internazionale. Ecco, che messaggio vuole lanciare questo premio Agrigento proiettata verso dove? Credo che il premio serva come elemento di richiamo sul piano della cultura e del turismo di una città che ha oltre 2600 anni di storia, e poi questo modo di premiare i siciliani illustri, insigni, che sono le eccellenze nei vari campi dell'attività umana, è un modo per richiamare proprio Agrigento, la città che dà forza a coloro i quali portano avanti un progetto positivo e innovativo a favore della Sicilia. Anche quest'anno i nomi sono altisonanti, ecco, ma qual è il criterio di selezione che voi scegliete al CEPAS? Noi seguiamo nel corso dell'anno, attraverso la stampa, principalmente la radio e la televisione, gli eventi che riguardano i siciliani, e quindi questi siciliani sono attenzionati e noi li invitiamo a venire nella città più bella dei mortali, come disse Pindaro. Diego, che effetto fa ricevere il premio Telamone? Beh, è un premio, come ho detto, pesantissimo. Io ringrazio i promotori, ringrazio anche quelli che mi hanno fatto scrivere e che mi hanno, dato uno spazio giornalistico, e quindi anche Televideo Agrigento, con cui felicemente ho collaborato per tanti anni, e di questo ringrazio anche voi. Bisogna risorgere, Agrigento deve risorgere. Sì, questo è in questo film che ho fatto, in realtà penso che lo spettatore dovrebbe riflettere su questo aspetto, no? Noi siamo grandi sceneggiatori di Via Crucis, di morti e resurrezione di Cristo, però non riusciamo a trovare un momento per risorgere, almeno come cittadini. Nonostante l'età si va avanti. Sì, è un premio che mi viene in un periodo autunnale della mia vita, evidentemente. Lo accetto, lo ringrazio anche perché mi viene dato da amici che mi conoscono da anni, quindi è un premio molto fondato, ecco, fuori da da qualsiasi clientelismo. Ecco, di premi ne hai ricevuti tanti, ma il Telamone, dicevi tu nella tua risposta alla presentatrice, è pesante. Sì, è un premio pesantissimo, ci carica di responsabilità, non è un premio da giubilazione, cioè Romeo gli diamo il premio, si mette da parte, eccetera. È un premio che spero di corrispondere, ecco, alle aspettative di questo premio. Noi ti auguriamo altrettanti età e anni di grande scrittura. E auguri a Televideo Agrigento, anche con i tempi difficili che abbiamo, è bene che ambedue ci facciamo un po' di auguri. Che messaggio parte da Agrigento, Sindaco? Ma è un messaggio di cultura. Il primo Telamone per me, oggi è il 45esimo compleanno del primo Telamone, complimenti a Paolo Cilona per aver voluto fortemente mantenere questa edizione. Il messaggio, dicevo, è un messaggio di cultura, ma è un messaggio anche di talenti siciliani. Ogni anno vengono proprio premiati questi talenti, queste eccellenze che sono emigrate, che ritornano nel nostro territorio proprio per far valere la loro capacità, il loro valore umano e il loro impegno nel sociale. Un premio che ti riempie di responsabilità, hai detto tu nel tuo intervento,
Sì, perché l'esempio del Telamone è un esempio illustre, deve stare per migliaia di anni fermo a compiere la sua missione, a reggere qualcosa di molto importante, ed è la cultura, la storia, la testimonianza e la pietra di una città come Agrigento. E dunque sotto questo esempio noi abbiamo il dovere di consegnare agli altri il nostro impegno, e nel mio caso nella materia della cultura, del teatro e dello spettacolo abbiamo il dovere di porci sempre nuove domande e di poter stimolare gli altri, soprattutto nell'ambito della formazione e soprattutto per stimolare i giovani a non andare via da questa terra e anzi a far arrivare gli altri verso le nostre mete. Quindi grazie veramente, e permettetemi di ringraziare la stampa, in questo caso TVA, i media che continuano a dar voce a queste manifestazioni culturali. Grazie infinite. Una città in cui tu hai detto che bisogna avere le spine per poter resistere alle tante problematiche. Sì, perché siamo in una sorta di isolamento quasi, se vogliamo, geografico-naturale rispetto ai centri, alle città di potere, eppure abbiamo grandissima responsabilità, grandissima cultura, e dunque dobbiamo cercare di migliorarci continuamente e di soprattutto produrre sempre nuovi messaggi e renderli vivi, perché la storia è stata grandissima e generosa nei nostri confronti, e noi adesso cosa dobbiamo fare? Sapremo essere all'altezza. Lui è un grandissimo esempio e noi possiamo soltanto imparare. Grazie. Visti i predecessori è una grandissima emozione. Niente, sono contenta che abbiamo avuto questo pensiero per me. Lei fa un lavoro particolarmente importante, ha ricevuto anche un premio di grande prestigio. Sì, faccio il fonico di presa diretta, lavoro nel cinema da un po' di anni, insomma. Dico, lei ha ricevuto tantissimi premi, dico, ricevere anche il Telamone per il suo lavoro. Ecco, che lavoro è il suo? Io mi occupo della ripresa sonora sul set, insomma, lavoro nel cinema. Programmi futuri, non so, qualcosa in cantiere? No, adesso insomma siamo a fine anno, ho fatto un bel po' di lavori molto, molto belli quest'anno e adesso vediamo cosa succede. Procuratore, premio Telamone quest'anno, un premio sicuramente prestigioso anche per la sua attività, per la sua carriera. Sono assolutamente onorato di ricevere questo premio, peraltro in un contesto così bello, in questo luogo, il museo è un posto veramente straordinario, sede di arte e di cultura. Per me è un riconoscimento che, dico, io sono molto legato ad Agrigento, l'ho studiata ad Agrigento, vengo dalla provincia, anche se manco da tanti anni, veramente un grandissimo onore e un grandissimo piacere. Ecco, oggi un premio importante, il premio Telamone qui ad Agrigento, anche per la sua carriera. Lei è una scrittrice affermata e con una sua considerazione in merito. Ma intanto io sono veramente onorata per questo premio che è un premio grossissimo, è un premio incredibilmente gratificante. Io in realtà sono un architetto, sono diventata scrittrice, diciamo, in questi ultimi anni e mi piace scrivere, mi piace raccontare le storie delle persone. Mi è andata bene. Lei fa anche un lavoro particolare con la DIA di alto livello. Io ho lavorato per anni con la prefettura. Mi occupavo di urbanistica, andavo nei comuni commissariati per mafia ed lì raccoglievo storie nei paesi dell'entroterra siciliano e da queste storie poi nascono i romanzi. Quindi le è servito da spunto, da idea, insomma, per scrivere? Sì, la gente mi raccontava le loro storie e io immaginavo come un film i movimenti, i sentimenti, le espressioni. È interessante guardare il mondo e ascoltare le storie degli altri. Conferenza stampa oggi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, presentate le migliori tecniche effettuate dall'Associazione Femminile Soroptimis di Agrigento all'interno della stanza rosa tutta per sé, una stanza detta dal comandante colonnello Stingo che è stata ampiamente usata per oltre 100 interventi nell'anno. Il servizio. Comandante, parliamo di questa stanza rosa con la collaborazione del Soroptimis, una stanza, diceva lei, che purtroppo viene usata tantissime volte, oltre 100 sono state le occasioni in cui quest'anno, diciamo, è stata utilizzata. Sì, diceva la dottoressa che non finiremo mai di ringraziarla, ma a nome di tutta la comunità, perché questa stanza rappresenta un momento di crescita culturale e morale inimmaginabile.
Abbiamo regalato a tutte le donne che soffrono, e sono tantissime, quest'anno sono state tantissime quelle che si sono rivolte a noi, che soffrono di violenza sì fisica ma soprattutto purtroppo anche psicologica, una violenza interminabile, una violenza che non ha pari in quelli che sono le mancanze di rispetto dei diritti umani. Siamo vicini a tutti coloro che soffrono, soprattutto in questo momento, e ringraziamo Sora Optimist per aver realizzato un angolo di pace e di serenità in cui poter condividere in una maniera differente, con un'apertura differente, dialogo e comunicazione verso chi soffre. Grazie. Sora Optimist. Per noi è un momento in cui vogliamo rilanciare l'impegno del club sulla tematica della violenza contro le donne. Lo stiamo facendo da 16 giorni e questa stanza esiste da parecchio tempo. L'ha realizzata la nostra past president Rosaria Leto. Oggi noi l'abbiamo ammodernata per quanto riguarda il software, ritenendo che fosse necessario comunque adeguarlo a nuove necessità. È una stanza che purtroppo funziona molto, e se da un lato siamo contente del suo funzionamento perché vuol dire che riusciamo ad entrare in contatto con tante vite che salviamo, dall'altra ci dà anche la misura di un fenomeno molto in espansione. Io ringrazio il colonnello Stingo per essere vicino a noi ed essere vicino alle donne che bisognano di questo intervento, con la esatta delicatezza che hanno i colori di questa stanza. E sempre stamani presso il comando dei Carabinieri di Agrigento presentato il presepe installato presso l'atrio dell'ingresso della caserma dei Carabinieri. L'opera, realizzata da Roberto Vanadia, è considerata eredità immateriale della regione siciliana. Presente anche il sindaco di Agrigento Miccichè, il figlio di Vanadia Andrea, e il comandante dei Carabinieri Vittorio Stingo. Comandante, una caserma che si apre sempre più alla cultura, prima la Mostra dell'Acqua, oggi anche il presepe in occasione delle prossime festività natalizie. Sì, è un binomio importante, cultura e legalità. Insieme all'amministrazione comunale e al nostro concittadino maestro Roberto Vanadia abbiamo pensato di fare un regalo ad Agrigento, realizzando qui all'interno della caserma questo presepe, che è un'opera protetta dall'UNESCO, fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, e che è visitabile ovviamente gratuitamente tutti i giorni per tutti coloro i quali vorranno appassionarsi a quelle che sono le realizzazioni etnografiche del maestro Vanadia. Sindaco, ora anche l'albero, lei ha voluto donarlo come ogni anno, un albero diceva che arriva da Grotte? Sì, prima di tutto voglio ringraziare proprio l'Arma dei Carabinieri e il maestro Vanadia per quest'opera qui offerta a tutta la cittadinanza. La caserma sarà aperta al pubblico e la caserma Biagio Pistone è diventato ormai un museo che il cittadino può visitare, e questo è grazie anche all'apertura della nostra Arma dei Carabinieri, è diventato un luogo di cultura e di legalità. Per quanto riguarda l'albero di Natale, sì, è un albero che è stato donato dalla Forestale, viene dal Bosco di Grotte, è una conifera alta 12 metri, è stato impiantato proprio al centro dell'aiuola di Piazza Stazione, e stiamo provvedendo per i decori e per l'illuminazione. Allora, io sono qui, porto i saluti di papà che non è purtroppo presente a causa di un'influenza, e siamo molto contenti di poter esporre per il secondo anno un'opera di papà, come dicevo anche un'opera in parte inedita che è stata realizzata apposta appositamente per l'occasione, e sarà qui presente per tutto il periodo natalizio, quindi vi invitiamo a venire a visitarla. Al via le opere di urbanizzazione a Porto Empedocle incontrata Ciuccafa, dopo anni di attesa. Soddisfatto il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Sindaco, oggi qui a Contrada Ciuccafa si avviano le opere di urbanizzazione, finalmente dopo tanto tempo di attesa. Ecco, ci illustri un po' quali saranno i lavori migliorativi che saranno fatti? Sì, finalmente dopo più di 15 anni abbiamo voluto con forza, e fin dal primo giorno ci siamo insediati, abbiamo messo mano a quello che riguardava una grande carenza di un quartiere di 5.000 abitanti, quello delle opere di urbanizzazione. Era un problema serio al quale abbiamo messo mano da alcuni mesi, e finalmente oggi, forse come regalo di Natale, abbiamo
stanno per installare il cantiere perché partiranno con le opere urbanizzazione. La gente di questo quartiere ha sofferto per diversi anni, tant'è vero che voi entrando in questa parte del quartiere avete visto come materialmente le strade sono ridotte, perché quando pioveva, ma anche quando non pioveva, dovevano fare le gincane per arrivare a casa. Finalmente vogliamo dare dignità ad un quartiere, riqualificarlo per come merita e mettere finalmente un punto e quindi fine ad una storia annosa. I tempi di realizzazione quali sono previsti, Sindaco? Se il tempo è clemente nei prossimi giorni e quindi nei prossimi mesi, riteniamo che intorno al mese di febbraio il cantiere sarà chiuso e sarà finalmente data a questa città e a questo quartiere quella dignità che merita, anche perché ormai da troppi anni che la gente di questo quartiere grida a gran voce tutti i problemi che sono stati e sono sotto gli occhi di tutti, quindi finalmente siamo arrivati a mettere un punto di fine a questa annosa vicenda. Ne siamo ben felici e questa è una delle prime opere importanti che questa amministrazione ha portato avanti e sta concludendo nei tempi necessari per la conclusione. Quindi un grazie agli uffici che hanno lavorato, un grazie, va detto, e anche un grazie di sopportazione per tutti gli abitanti di Ciuccava che negli ultimi 15 anni hanno dovuto subire quello che è sotto gli occhi di tutti. Quindi grazie a tutti, grazie anche a noi che abbiamo lavorato celermente per mettere fine a questa vicenda. È chiaro che non ci fermeremo qui per quanto riguarda Ciuccava, perché intendiamo fare in modo che non sia soltanto un quartiere di dormitorio. La farmacia che si è insediata in questo quartiere ha dato un attimino un po' di più movimento a questa realtà, ma vogliamo che nei prossimi anni questo quartiere, che rappresenta poi una città, fa circa 5.000 abitanti, possa avere quei servizi che fino adesso non ha avuto. Quindi un grazie a tutti, grazie soprattutto anche alla ditta che sotto il periodo natalizio, dietro nostra pressione, ha voluto cominciare ad installare il cantiere e cominciare le opere. E si è svolta stamani ad Agrigento, presso il Salone della Camera di Commercio, l'assemblea annuale di Confesercenti sul tema per uno sviluppo possibile. Presenti il direttore della Confesercenti di Agrigento, Salvatore Pezzino, e il presidente provinciale, Vittorio Messina. Dottore Messina, oggi conferenza relativamente al bilancio della Confesercenti in un momento difficile dove le tantissime emergenze purtroppo stanno creando tantissimi danni alle piccole e medie imprese. Ma indubbiamente c'è un prima e un dopo del Covid. Oggi noi riflettiamo sul dopo Covid. Bilancio è difficile tracciarlo, 25 mesi di crisi devastante che ci portano a discutere di una ripresa complicata se non difficile, perché chiudere è facile, con una firma su un DPCM si chiude, riaprire e far rialzare le saracinesche, rimettere in moto quella che è l'economia di una città, nel caso di Agrigento, è un argomento molto complicato. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo, rifletteremo su questo patto di condivisione che deve necessariamente nascere con le amministrazioni comunali. Noi ci salviamo dal punto di vista economico se tutti percorriamo un'unica strada che deve portare a quello che è l'obiettivo principe, far riprendere l'economia di una città, far riprendere l'aspetto sociale, l'aspetto economico e la ripresa dell'identità di questa città. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo cercando di dare il nostro piccolo contributo da associazione datoriale. Soddisfatto delle misure del decreto Meloni? Ma è un primo passo, lo verificheremo e poi vedremo nel proseguo come il governo Meloni si muoverà. È chiaro che sulla prima legge finanziaria non ci potevamo aspettare tanto di più rispetto a questo. Ci sono tanti argomenti sul tappeto e tante polemiche, alcune strumentali, alcune serie, mi riferisco all'innalzamento del tetto del contante, mi riferisco al POS, ad esempio la moneta elettronica. Il vero problema per noi
commercianti sta nelle commissioni, non tanto sui 60 euro o più o 60 euro meno, proprio su quello che è l'aspetto principale, che sono le commissioni, che spesso superano l'utile del commerciante. Mi riferisco ad esempio a un impianto di carburanti, mi riferisco ad esempio alle librerie, dove ci sono ricariche e margini talmente bassi da essere in alcuni casi azzerati, in altri addirittura molto risicati rispetto a quello che è la commissione. Una riunione oggi, una sorta di consuntivo tra i vari iscritti, si fa il punto della situazione dell'anno in un momento sicuramente catastrofico per le piccole aziende. L'assemblea annuale è un momento importante perché ci dà la possibilità di fare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi, ma è anche un momento per dettare le basi per la programmazione futura. Come giustamente lei diceva, stiamo attraversando un periodo molto critico. Per la verità il 2022 era iniziato sotto i buoni auspici perché sembrava che ci si indirizzasse verso un rilancio dell'economia, tuttavia nella seconda parte dell'anno sono cominciate le ombre, perché le conseguenze dell'aggressione della Russia all'Ucraina, poi l'inflazione a 2 cifre, lo spettro della recessione, tutto questo ha determinato un rallentamento nella ripresa e quindi l'anno non si chiude sotto i migliori auspici. Oggi cercheremo di vedere come, oltre a rafforzare la linea di politica sindacale dell'associazione, vedremo come mettere a punto anche quegli strumenti che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati, perché in un momento come questo c'è bisogno di assisterli. Lo abbiamo fatto durante la pandemia anche con un supporto di tipo psicologico, oggi speriamo di farlo attraverso l'utilizzo delle misure che il governo nazionale e regionale pongono in campo per poter sollevare le imprese da questo stato di prostrazione. Presentata oggi la nuova stagione teatrale dedicata alle realtà territoriali, illustrato anche il cartellone del Teatro Pirandello per le scuole, con matinée per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, presente l'attore Corrado Tedeschi e Martina Della Fonte, oltre che i vertici della Fondazione del Teatro Pirandello. Offre anche ai matinée per gli studenti e soprattutto guarda anche al prossimo spettacolo con Corrado Tedeschi. Siamo molto contenti, abbiamo aggregato tanto pubblico, tanti ragazzi che sono il pubblico di domani, tante iniziative, un teatro vivo e tante produzioni del nostro teatro che ormai è in presa di produzione nazionale. Corrado Tedeschi, Martina Di Fonte con tante realtà locali, fra cui Papà, Piccolo Teatro Pirandelliano, tante generazioni in questo spettacolo Buoni se potete, uno spettacolo di Natale, musical di Natale come si fa nei grandi teatri. Siamo veramente contenti di quello che siamo riusciti a fare in un anno, quasi al limite delle nostre possibilità, non ci credevamo nessuno, ci siamo riusciti e questo è un viatico per il prossimo futuro. Assolutamente, io sono Leonetta nello spettacolo e sono il paggetto dello spettacolo che poi diventa donna, insomma ha un intreccio amoroso con Ciri Fischio, è una bella storia ma soprattutto è un grande musical e quindi ci saranno dei brani cantati, delle parti recitate e anche dei momenti di danza, quindi è il sogno della mia vita e finalmente ci siamo, poi con Corrado Tedeschi che è diventato un amico, un grande professionista e una bellissima persona con cui io finalmente ho l'onore di lavorare. Martina Di Fonte ormai a casa nell'Agrigentino. Sì, io ormai dico che sono figlia di Agrigento perché veramente sto più tempo qui che non a casa mia in Puglia con i miei genitori, però credetemi è sempre un grande piacere perché io qui veramente mi sento a casa, ho sempre tanto calore da parte di tutta Agrigento, degli agrigentini e da Francesco Bellomo, insomma che mi ha cresciuta, come ha detto poco fa, artisticamente, quindi io sono sempre felice, onorata, orgogliosa di essere qui. Grazie a voi, poi sai, mia mamma era siciliana per cui per me tornare in Sicilia è sempre un po' un'emozione particolare. Io ho come l'impressione di essere stato catapultato in un pianeta strano, dove il sindaco dice no, politica no, la meritocrazia, la posso toccare ma lei è vero. Sono cose, Francesco, veramente straordinarie, il teatro che vive tutto il giorno. Per questo sono attaccato ogni giorno.
è il destino di chi fa benissimo, eccetera, eccetera. Quindi complimenti davvero a tutti voi per quello che fate. Io mi sono trovato in questo ambiente di giovani, io stesso coetaneo di... No, non c'è da ridere, no. Scherzo. No, ho trovato veramente una professionalità straordinaria, tutti bravi, tutti che meritano, e questo è fondamentale perché, come diceva la signora, secondo me il teatro deve essere una materia insegnata a scuola, ma non nel doposcuola, proprio materia scolastica il teatro. Per cui l'ultima cosa, scusa. No, stai dicendo questo, stiamo preparando i giovani del futuro. Infatti. L'ultima, io ho avuto una vita un po' burrascosa, no? Da un certo punto di vista. C'è qualcuno della Chiesa? No, bene, da un certo punto di vista. L'ultima cosa che mi aspettavo era, alla mia età, di diventare santo. E per la raffineria Lukoil di Priolo il presidente della regione Schifani ha incontrato il ministro Urso. Grande sinergia tra regione e Roma per lo sviluppo industriale della Sicilia. Il caso si è risolto positivamente. Sentiamo in merito le dichiarazioni del presidente Schifani e del ministro Adolfo Urso. L'incontro con il ministro Urso è stato molto importante. Il ministro Urso sta dimostrando innanzitutto un grande impegno per la nostra terra, che è poi la sua terra, ma per i livelli occupazionali. È una persona di grandissima efficienza, io sono legato al ministro Urso da un vecchio rapporto, mi trovo benissimo, lavoriamo bene, questa sinergia sicuramente è un patrimonio di serenità per tutti i siciliani. Chiaro che tutto il comparto è attenzionato da parte del ministro e da parte di questa regione, vi è un stretto rapporto, una stretta collaborazione tra gli assessorati attività produttiva dell'assessore Tamaio e il Ministero. Vi è piena sinergia, piena continuità di comunicazione, di collaborazione, quindi devo dire si respira un'aria forse che non si era respirata mai in passato. Oggi possiamo aver detto di avere ben chiuso il caso Lukoil, lo ricordo a tutti. Domani scattano le sanzioni nei confronti del petrolio russo, i cancelli resteranno aperti, l'ISAB continuerà a produrre, 10.000 e più famiglie sanno che potranno avere i salari e quindi potranno continuare a sperare nel lavoro e nella capacità che ha questa regione di reagire. Sono felice di poter annunciare che proprio ieri ho ricevuto una lettera di garanzia da parte dell'autorità americana, Olaf, che ha garantito che nessuna banca italiana sarà sanzionata ove finanziasse l'acquisizione di petrolio per rifornire appunto l'ex Lukoil, diciamo l'ISAB di Priolo. Nel contempo sappiamo che bisogna collaborare per garantire questo approvvigionamento con l'ENI e quindi sarà un commissario di alto profilo che potrà attraversare questa fase di transizione. Nel frattempo abbiamo contezza che vi sono diversi investitori nazionali e internazionali che stanno trattando l'acquisizione dello stabilimento e noi, per garantire appieno il territorio e quindi la produzione e l'occupazione, e io credo anche la riconversione ambientale dello stabilimento, porremmo quello che la legge ci consente, le prescrizioni con il potere appunto prescrittivo della Golden Power, in modo che qualunque investitore sia costretto, sappia che deve rispettare le condizioni che lo Stato gli ha posto. E ora linea alla regia per gli spot pubblicitari. E a Realmonte è stato presentato il videoclip di Giuseppe Bennica, Lumari e Luvento, ispirato alla leggenda dello Scoglio, Duzzito e Azzita. Le interviste ai protagonisti. Nasce il ritornello di questa canzone, no? Quando sogno cuttia, però mancava l'ispirazione per tutta la strofa, per il resto del brano. Un giorno, trovandomi in spiaggia vicino Scala dei Turchi, ecco, guardando il movimento del mare sollevato dal vento, ecco, mi è venuto di parlare di questo rapporto, no, fra il mare e il vento, che si accarezzano, non si toccano mai, ecco, un amore difficile. Da lì nasce di getto tutto il brano. Poi, volendolo portare in videoclip, ecco, vengo a conoscenza di una leggenda bellissima, che è la leggenda dello Scoglio Duzzito ed Azzita, che tra l'altro si trova proprio vicino Scala dei Turchi, a ridosso del monte dove c'è il faro.
Mi piace, vedo questo amore difficile, tormentato, osteggiato di Rosa, Rosalia e Giuseppe, e quindi decido di sceneggiare questa leggenda che ben si addice anche al testo e alla musicalità del brano. Oggi la presentazione ci ha dato tantissime soddisfazioni perché il brano è piaciuto, abbiamo avuto diverse collaborazioni, abbiamo avuto 4 bravissimi attori, Ilaria Conte, Giovanni Geraci, Dino Patti, Flora Carelli. Ecco, è stato anche è stata un'esperienza che ci fa capire quanto l'arte debba e possa promuovere il territorio, quindi non abbiamo voluto perdere questa occasione per dare anche il nostro contributo piccolo, artistico, a questa città, a questa meravigliosa provincia che ha tanto e che potrebbe ancora avere di più. Una bellissima occasione per promuovere il territorio di Realmonte, grazie alla proposta di un artista siculo, Peppe Bennica, il quale pensando allo scoglio d'Ozzito e d'Azzita di Realmonte, a questa bellissima leggenda, ha pensato di creare un brano, Lumari e Luvento. E quindi Rosalia e Giuseppe per quanto riguarda Realmonte. Dicevo, una bellissima occasione per promuovere questo territorio. Noi lo abbiamo detto tantissime volte, vogliamo camminare in direzione della bellezza, e questa è bellezza a nostro parere: artisti locali, promozione di un territorio meraviglioso, narrazione delle leggende che ci sono e insistono su questi territori. Artisti, attori, perché il video ha anche una sceneggiatura, quindi io faccio un ringraziamento dall'amministrazione a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del video, oltre chiaramente all'autore Peppe Bennica che ci ha dato la possibilità di promuovere Realmonte, come diciamo sempre, in una direzione che va verso la bellezza. E le isole Eolie sono state colpite recentemente da scosse di terremoto. Vediamo il servizio. Paura ieri mattina nel Messinese. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione residente nella zona tirrenica. Alle 8:12 i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4.5 ad una profondità di 3 km, con epicentro localizzato nei pressi dell'isola di Vulcano. La scossa è stata seguita da un'altra di entità minore di magnitudo 2.0 alle 8:18, un risveglio spaventoso quindi per molti cittadini della fascia tirrenica della provincia di Messina, il cui territorio era stato colpito anche la sera precedente da un forte nubifragio che ha provocato frane e allagamenti. Il sisma è stato avvertito anche nella città dello Stretto e qualcuno per paura è sceso in strada. Non si registrano danni a persone o cose, ma pare che la terra non smetta di tremare nell'area delle isole Eolie e della costa tirrenica. Le 2 scosse nell'arcipelago eoliano sono state precedute e seguite nell'arco della giornata da altri 4 terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole, la Sicilia e la Calabria, con magnitudo 2.6, 2.9, 2.4 e 2.1. Stamattina alle 6:49 un'altra scossa di magnitudo 3.1 si è verificata ancora nel Tirreno meridionale, al largo dell'isola di Stromboli, colpita ieri anche da un maremoto che ha provocato un'onda tsunami alta 1,5 metri. C'è apprensione dunque per lo sciame sismico che si sta verificando in quest'area del Tirreno che bagna le Eolie, la Sicilia e la Calabria. E sempre a Terme Vigliatore, nel Messinese, una violenta alluvione ha colpito il paese. Il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, si è recato questa mattina sui luoghi colpiti dall'alluvione di sabato scorso. I danni sono ingenti, in particolare nella fascia tirrenica messinese da Terme Vigliatore a Milazzo. La pioggia caduta in maniera incessante per diverse ore ha provocato allagamenti e frane. La viabilità è stata messa in ginocchio gravemente a Terme Vigliatore, dove si è creata una voragine sulla strada del litorale che da Marchesana porta a Tonarella. Interessato dal maltempo anche il Ponte Termini, che collega il comune con Barcellona Pozzo di Gotto, la chiusura di alcuni viadotti che attraversano la rete autostradale
temporale disposta nei mesi scorsi per i mezzi pesanti ha messo in ginocchio la viabilità in un territorio dove insistono numerose aziende e attività florovivaistiche. Il prefetto di Messina e il sindaco di Terme Vigliatore hanno fatto sapere che i lavori sulla strada del litorale sono già partiti e che entro 15 giorni la viabilità sarà ripristinata. Si attendono le comunicazioni da parte dei vari enti sui danni provocati dal nubifragio per richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza. Il prefetto convocherà anche una riunione con i vertici dell'ANAS. Quali saranno le immediate emergenze? Siamo in attesa di avere tutti i dati da parte degli enti che sono stati colpiti da questo cattivo, da questa situazione di maltempo, per poter richiedere da parte della regione siciliana la dichiarazione dello stato di emergenza. La viabilità a Terme Vigliatore è assolutamente in ginocchio anche per i cavalcavia che sono stati posti in senso unico. Ci sarà un'immediata soluzione? Soluzioni immediate non lo so, però sicuramente convocherò una riunione con l'ANAS per assolutamente verificare i tempi di risposta dell'ANAS rispetto alla ristrutturazione di questo viadotto. Sindaco, la situazione a Terme Vigliatore è particolarmente difficile anche per i ponti che sono chiusi ormai da 2 anni e mezzo. Quali sono state le risposte del prefetto che stamattina abbiamo visto qui a Terme Vigliatore? Guardi, intanto ringrazio alla fine tutti gli operai del comune che in questi 2 giorni alla fine con grande spirito di sacrificio, senza guardare l'orario, hanno lavorato. Abbiamo ripristinato gli acquedotti tutti e 2, abbiamo immediatamente messo sotto controllo alla fine tutte le SAE. Ci sarà un intervento urgente di questa mattina, già è iniziato il lavoro per quanto riguarda la strada provinciale e a giorni alla fine inizieranno i lavori per il rifacimento del muro sul torrente. Certamente ieri abbiamo avuto un incontro molto lungo presso il comune di Barcellona in presenza oltre che del prefetto anche praticamente del massimo responsabile della protezione civile, e abbiamo chiesto immediatamente risorse subito e poteri speciali per evitare di incappare alla fine nei soliti errori che praticamente fra stato di emergenza e tutto altro alla fine passano anni e poi non si concretizza nulla. Quindi speriamo da questo appello, da questo incontro e dai primi segnali che arrivano, che stamattina alla fine ho preteso con forza che si riaprisse urgentemente al transito la strada provinciale, sono iniziati i lavori. Quindi credo che nel giro di una quindicina di giorni, 20 giorni, dobbiamo messo in sicurezza sia il torrente e ripristinati i lavori sul ponte, possiamo consegnare alla cittadinanza l'intera statale, l'intera provinciale, la strada di collegamento tra Barcellona e Furnari. Per quanto riguarda il ponte Termini, ho sollecitato ancora una volta, dopo l'impegno dell'ANAS che i primi di settembre dovevano iniziare i lavori ma ancora ad oggi non sono iniziati, sollecitato il prefetto per un incontro urgente. Mi ha promesso che nei prossimi giorni organizzerà un tavolo per fare in modo che quantomeno ai primi dell'anno nuovo possono iniziare i lavori del ponte Termini, che è fondamentale non solo per Terme Vigliatore ma praticamente anche per i comuni limitrofi. Un disastro, siamo in un posto dove purtroppo qualche anno fa si sono registrate delle vittime, una mamma e 2 figli. Si volevo mettere in evidenza proprio questo fatto che nonostante 3 vittime circa 10, 12, 15 anni fa, per lo stesso motivo, per il semplice fatto che abbiamo tutto l'alveo del torrente pieno di tronchi di alberi alti anche 20 metri.
gli organi competenti non prendono provvedimenti in merito e quindi si è annunciata un'altra strage, fortunatamente senza che sia successo qualcosa di brutto come la volta precedente. Grazie a Dio non è successo niente, sono solo danni per la comunità e chissà per quanto tempo dobbiamo sopportare questi danni. Non bastavano più i cavalcavie chiusi per motivi burocratici e che non si sa il perché dobbiamo stare sempre tutte le giornate messi ai cavalcavia ad aspettare i semafori. Ora vediamo che cosa si inventa. Sicuramente ora questi cavalcavia diventeranno efficienti. Sicuramente. Come stiamo documentando con le immagini dall'alto, la situazione è veramente drammatica. Sono stati divelti oltre 500-600 metri di muro di contenimento dell'alveo del torrente Mazzarrà e questa è l'unica strada diciamo ufficiale dopo la chiusura della magistratura di tutti i ponti che attraversano Terme Vigliatore. Sono chiusi al transito per mezzi superiori a 3,5 tonnellate, quindi furgoncini. Questa era l'unica arteria perché passa sotto i ponti, l'unica arteria ufficiale per raggiungere il litorale. In questo momento Terme Vigliatore, ufficialmente la parte della statale 113 con la parte del mare, è ufficialmente chiusa perché naturalmente oltre le macchine altro non può passare. Una giornata tristissima per questa comunità. Noi siamo abituati a raccontare la Sicilia bella, la Sicilia produttiva, oggi siamo costretti a raccontare un disastro che causerà notevoli problemi soprattutto alle tantissime aziende produttive, tantissime aziende florovivaistiche, ma non solo, che logicamente dovranno fare i conti con una viabilità messa assolutamente in ginocchio. La fortuna è che non ci sono vittime, non ci sono feriti, però i danni sono ingenti e soprattutto i tempi saranno lunghissimi per ripristinare una normale, civile viabilità su tutto il territorio comunale di Terme Vigliatore. La sabbiatura non è che avviene quando esce il sole, la sabbiatura deve avvenire quando ci sono le consistenze pericolose. Ci tengo una cosa molto importante: il letto del fiume va pulito ogni anno. Questa è una consapevolezza di tutti quanti, amministrazioni, politici e tutto il resto. Noi stiamo lasciando una conseguenza amara ai nostri nipoti e ai nostri figli. Questa è una conseguenza che non ha dignità, non ha dignità da portare avanti. Io nel mio piccolo conosco dei piccoli lavoretti che non vengono fatti. Dice che le chiamano bocche di lupo tutte le drenaggio che c'è nelle strade. Bocche di lupo, ma quale bocche di lupo? Il lupo è il lupo. Ci tengo ancora una cosa che si può andare a verificare, che ci sono tutte le strade intasate di bottiglie di plastica, di negligenze. Essendo intasate, le SAE hanno un concentramento tutto in un posto, perciò il lavoro poi quando c'è un'emergenza, il costo d'emergenza ha un danno notevole. Lì è la prevenzione, è un danno irrisorio, è una cosa piccolissima. Qua si stanno abituando che la mosca si ammazza col cannone, non col dito ammazzare solo la mosca, ci sparano la mosca col cannone. Tanta amarezza nelle parole di mister Nicolò Terranova, allenatore della squadra dell'Akragas, che ha perso in trasferta a Enna per 1-0. Prima o poi doveva accadere. Ed è successo sul campo del vecchio stadio Gaeta contro un Enna che ha sciorinato una partita con grande intelligenza tattica e grande cinismo. Eppure l'Akragas, sino al gol giallo-verde, aveva giocato bene, mancando ad un soffio la rete del vantaggio con Mansour e Semensin nel primo tempo. E poi ancora con Pavisic, Scozzari e il difensore Barrera nel secondo. Poi un forte diagonale di Arcidiacono colpiva il palo del portiere Lezzai. Il Cuoio ritornava in campo, interviene come un falco l'attaccante argentino Agudiak,
che depositava in rete il gol della vittoria. Probabilmente 3 punti sono stati parecchio generosi per l'Enna, ma stavolta la sfortuna ha voltato le spalle alla compagine dei Templi, che avrebbe meritato quantomeno un pareggio. L'Acregas perde la sua prima gara di campionato, ma non la vetta, che adesso però si è accorciata di molto, anche con un punto in più rispetto al Don Carlo Misilmeri. Proprio quest'ultima sarà ospite domenica prossima all'Esseneto e si prospetta una sfida ad alta tensione. Poi, per quanto riguarda le altre agrigentine, vittoria esterna sul campo del Gela del Profavara, che adesso si ritrova a 2 punti dalla vetta, mentre lo Sciacca perde con il più classico dei risultati a Mazzara. La classifica generale si è parecchio accorciata con la sconfitta dell'Acregas, per cui il campionato è sempre più che mai riaperto. Questi sono i risultati della giornata. Enna batte Acregas 2-1, Leonfortese batte Nissa 2-1, a Resuttana San Lorenzo il Casteldaccia è passato, quindi 1-0, Don Carlo Misilmeri Marineo 4-1, a Gela Profavara Gela 2-1, Mazzara Sciacca 2-0, Castellammare Mazzarese 0-0, Cus Palermo Parmonval 2-2. Ed ora spazio alle interviste. Mister, c'è sicuramente tanta amarezza per questa prima sconfitta in campionato contro una diretta concorrente per il salto di categoria, l'Enna. Oggi cosa non ha funzionato in casa Acregas? Sì, amarezza, però grande consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo perso una partita contro una squadra al nostro livello. 2 gran belle squadre, secondo me il risultato ci penalizza più di quello che era la mole di gioco espressa dagli avversari, però è chiaro che nel calcio poi gli episodi fanno la differenza. Oggi sicuramente potevamo fare meglio sulla situazione del gol preso, dove non ripristiniamo velocemente il reparto e poi da lì arriva il tiro in porta, dove poi lì sul palo non ci puoi fare, sulla spinta del palo non puoi fare niente, però chiaramente dobbiamo capire e correggere determinati errori, però non è successo nulla a prescindere da quello che è stato il risultato. Sicuramente continueremo a lavorare con serenità, già pensiamo alla prossima, abbiamo un fine dicembre importante, siamo certi di fare bene. Tornando alla gara di oggi, cosa ti è piaciuto, cosa salvi della tua Acregas? Ho visto una squadra che per i primi 25 minuti ha tenuto il pallino del gioco, poi due situazioni pericolose da parte degli avversari, poi ho visto una partita equilibrata. Dal quasi gol nostro di Manzuri siamo passati a un gol subito, poi abbiamo creato delle situazioni importanti, non siamo riusciti a determinare, però ti ripeto, il calcio è questo, se non fai gol poi alla fine rischi di prenderlo. E vince per 2-1 la squadra del Profavara nel campo di Gela. Il Profavara si attesta così a 28 punti, terza in classifica. Al primo posto c'è l'Acregas con 30 punti, a seguire la Don Carlo Misilmeri con 29 punti. Il servizio curato da Giuseppe Moscato. La Profavara espugna anche Gela, vince la gara per 2-1 e si porta al terzo posto in classifica a soli 2 punti dalla capolista Acregas. Il Gela, agli ordini di mister Pensabene, è sceso in campo con Di Martino, Toledo, Piazza, Messina, Arafa, Rechichi, Favata, Valenti, Abate, Tomaino e Bamba. La Profavara di mister Catalano ha risposto con Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, La Piana, Calagna, De Luca, Fricano e Camilleri. Ha arbitrato l'incontro mister Lapaglia di Enna. È stata una gara a 2 velocità, con la Profavara che è andata subito in rete al 4° minuto con La Piana ed ha dominato per tutto il primo tempo. Ripresa della gara con il Gela in rimonta, che riesce a far buon gioco e rimontare lo svantaggio al 23esimo con un gol di Pardo. La Profavara tenta di riacciuffare il risultato e ci riesce con un rigore al 34esimo trasformato da De Luca. 3 punti che le permettono di navigare sul podio della classifica provvisoria alla 13ª giornata del campionato di eccellenza. Ma sentiamo gli allenatori delle 2 formazioni. Più di una volta Profavara va subito in gol nei primi 5 minuti, gestisce il primo tempo
poi nel secondo tempo invece soffre e credo che stasera abbia sofferto più del solito. Sì, questo è vero, abbiamo la bravura di partire abbastanza bene, riusciamo a sbloccare spesso le partite nella prima parte della gara, non siamo ancora bravi e maturi a chiudere la partita perché le occasioni riusciamo a crearle e non finalizzando bene, questo è un problema. È anche vero che portando avanti il risultato di 1-0 nella prima parte della gara non pensavamo, credo un po' tutti, che la seconda parte della gara fosse andata in questo modo e il Gela è stato propositivo, ci ha messo un po' in difficoltà, anche se non ha avuto tutte queste gran palle gol, però il momento in cui ha fatto gol ci siamo messi paura e avevamo paura non solo di non vincere la partita ma forse di subire qualcosa in più. Invece poi devo dire che con rigore ci siamo riportati in un vantaggio e abbiamo gestito fino alla fine. Credo che tutto sommato il Favara oggi ha disputato come sempre una buona gara e per noi era importante continuare quello che abbiamo iniziato, una vittoria importante ma soprattutto per i ragazzi. Io l'ho detto da quando sono arrivato, la classifica in questo momento non ha importanza, non la dobbiamo guardare, finiamo il girone d'andata e poi tireremo le somme. Però questo penso che oggi sia stato un risultato importante su un campo difficile perché il Gela, anche se nelle bassi fondi della classifica, è una squadra organizzata, una squadra che sta bene in campo, una squadra che ti pressa, corre, quindi è un risultato veramente importante per noi. Il primo tempo si è un po' sofferto, il secondo invece Gela è andato alla grande fino a raggiungere il pareggio. Il rigore poi è un episodio. È un episodio come? Lo faccio la domanda. Negativo per voi? No, dico, non è questo, dà fastidio però perché mi è sembrato stato troppo generoso l'arbitro a regalare questo. Dà fastidio perché noi siamo una squadra che stiamo lottando, stiamo cercando di venire fuori da una situazione un po' difficile e devo fare un plauso a questi ragazzi perché in questo momento siamo questi, però stiamo tenere bada al Favara non è facile, perché il Favara è una grande squadra, è fatta di grossi giocatori. È normale che abbiamo fatto un buon secondo tempo, siamo riusciti a riprendere la partita, l'episodio ci ha condannato, ci ha fatto molto male perché non riesco a capire, cioè un rigore ultra regalato, non è questo. A me interessava la prestazione della squadra, la squadra l'ha fatta, bisogna ingoiare purtroppo la sconfitta, pazienza. Partiamo dal presupposto che Gela è una squadra organizzata, quando è arrivato mister pensa bene, già si vede la sua mano. E quindi non è più la squadra che abbiamo visto 7-8 partite fa e quindi già venire a fare un risultato positivo oggi qui è veramente qualcosa di importante perché alla fine diciamo che il pareggio, come stava andando le partite, poteva essere giusto, poi abbiamo avuto la fortuna che l'arbitro ha visto un rigore e a volte queste partite si vincono anche così. I due nuovi acquisti subito in campo? I nuovi acquisti sono stati presi proprio per questo, perché devono dare una svolta, diciamo, a qualche cambio che effettivamente soffrivamo. Quindi il mister ha saputo farli inserire nel momento giusto e hanno dato il risultato, visto che anche il nuovo acquisto, il Lupo, ha fatto fare il rigore, se non mi ricordo male. Partita di calcio a 5 colorata di arancione, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Ieri ad Agrigento il club Soroptimis ha così coinvolto la squadra femminile di calcio dell'Akragas Woman contro il Campobello di Licata, vinta dalla locale squadra per 5-2. Partita di calcio a 5 colorata di arancione, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Ieri ad Agrigento il Soroptimis ha coinvolto lo sport nei 16 giorni di attivismo con la partita svoltasi alla Pinetina di Agrigento tra Akragas Woman e Campobello di Licata. L'incontro è terminato per 5-2 per le ragazze di Agrigento con un gol di Irene Brusca che ha segnato 3 volte, Veronica Vassallo e Caterina Raffaelli, ciascuna autrice di un gol. Soddisfatti i dirigenti della squadra Calogero Longo, Salvatore Piranio, Francesco Rocco e anche la presidente del club, la giornalista Margherita Trupiano, che ha dichiarato: ringrazio i dirigenti della squadra che ci hanno permesso di portare il nastrino arancione oggi a testimoniare il nostro bisogno di porre attenzione alla problematica.
Sono contenta che la nostra squadra abbia vinto, dimostrando che l'impegno premia il nostro contro la violenza sulle donne che stiamo conducendo, coinvolgendo quanti più settori sociali possibili. Siamo certi segnerà anche per noi la vittoria di poter dare alle donne il coraggio di uscire dalla spirale di abusi e prepotenze. È un bambino motociclista di Favara con respagno sulla Moto 4, si tratta di Calogero Belluzzo, il servizio realizzato dal collega Giuseppe Moscato. In sella alla sua moto una Beon motorizzata Honda con la quale partecipa al campionato Moto 4 in Spagna, non dimostra forse i suoi 13 anni, ma lui è già un campione. E Carmelo Belluzzo, classe 2009 di Favara, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del campionato ESBK nella categoria Moto 4 con il team spagnolo ETG Racing di Girona in Catalogna. La città di Favara, con in testa il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore allo sport Angelo Airo Farulla, lo hanno voluto festeggiare. All'interno del Castello Chiaramonte è stata organizzata una serata in suo onore, dove è stata presentata anche la stagione 2023 con il giovane campione favarese che correrà ancora in Spagna. Carmelo Belluzzo, per la sua giovane età, correrà nel campionato Moto 4, 14 gare sugli stessi circuiti spagnoli del mondiale della MotoGP. Direttamente dalla Spagna sono arrivati Juan Moncanut, patrone del team ETG Racing, Albert Torres, team manager, e Rino Salucci, manager di Carmelo Belluzzo, che è anche un osservatore piloti per conto della VR46 Academy di Valentino Rossi, a confermare le grandi potenzialità di Carmelo Belluzzo, già osservato speciale del team. Durante la serata è stato trasmesso un video realizzato da Angelo J, che ha raccontato la breve ma intensa storia di Carmelo Belluzzo motociclista. È stata presentata la moto con la quale il giovane favarese correrà nel prossimo campionato di Moto 4, una Beon motorizzata Honda di 30 cavalli, prodotta a Barcellona e costruita appositamente per le caratteristiche di Carmelo, che è seguito nella preparazione fisica dal suo personal trainer Ignazio Maglio. Emozionati ma felici papà Leandro e mamma Diletta, il sindaco Palumbo e l'assessore Airo Farulla hanno consegnato a Carmelo Belluzzo una targa ricordo a nome di tutta la città di Favara, che gli ha augurato ogni fortuna per il prossimo campionato. Bene, terminiamo il nostro telegiornale con una notizia. Da martedì 6 dicembre in viale Leonardo Sciascia ad Agrigento sarà aperta al pubblico la segreteria cittadina dell'onorevole Calogero Pisano, un'importante novità che fa seguito a un'altra interessante iniziativa, ovvero la pubblicazione online avvenuta qualche giorno addietro del sito personale del deputato agrigentino. Chi siede in Parlamento deve stare il più possibile vicino alla gente per accoglierne istanze e suggerimenti ed essere sempre connesso alla vita reale del Paese. Questo quanto dichiarato dall'onorevole Calogero Pisano. Per questo motivo avremo una segreteria e un sito internet pienamente operativi che mettiamo al servizio dei cittadini. La segreteria, conclude Pisano, sarà aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 19. E questo è tutto per TV Notizie, ci diamo appuntamento alla prossima edizione.